Grandi navi attesa per la visita del ministro Toninelli domani in laguna, intanto la soprintendenza punta a fare uscire i giganti del mare dalla laguna. Lo scorso 13 marzo una donna venne trascinata ed investita dall'auto dei rapinatori in fuga dopo il colpo ad un bancomat di Noventa Vicentina. Ora i carabinieri hanno arrestato 2 persone. Maxi operazione antidroga dei carabinieri di San Donà di Piave, lo stupefacente destinato ai luoghi della movida sul litorale iesolano, arresti, espulsioni, sequestri, il plauso del sindaco Zoggia e del presidente Zaia. Dopo la decisione della Corte d'Appello che ha confermato la sentenza di primo grado per il macellaio di Legnaro, 2 le reazioni politiche, l'assessore Marcato dice Walter non mollare. Conto alla rovescia per la prima fase di demolizione della frana che minaccia Schiucazza nel Bellonese, domani entrerà in azione l'esplosivo. 16enne morto martedì in un incidente in motorino. Stamane nella piscina che Manuel frequentava si sono ritrovati i suoi compagni di nuoto per ricordarlo. Sabato mattina l'ultimo saluto a Meolo. Oggi 13 giugno si celebra Sant'Antonio, grande festa a Padova, affollata di pellegrini e turisti che stanno dando vita proprio in questi istanti alla lunga processione per le vie del centro storico. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque lo avete sentito anche dai titoli, in primo piano l'attesa visita domani a Venezia del ministro Toninelli che prima sorvolerà e poi farà un viaggio in barca. Il tema al centro della visita naturalmente le grandi navi in laguna. A meno di una settimana dalla manifestazione contro le grandi navi dopo l'incidente avvenuto alla Giudecca, domani è atteso a Venezia il ministro ai trasporti Danilo Toninelli. Sorvolerà l'area portuale per poi essere accompagnato in motovedetta e successivamente incontrerà la stampa. In programma non c'è invece alcun incontro con rappresentanti di comune o regione, con cui in questi giorni tra il presidente Zaia e il sindaco Brugnaro c'è stato un continuo botta e risposta condito da gelo e polemiche. Intanto la stretta al passaggio delle grandi navi in città non ha avuto il voto della soprintendenza. L'ordinanza con i nuovi limiti per il transito tra San Nicolò e la Marittima è stata pubblicata dalla Capitaneria di Porto. Sullo sfondo lo scontro col Ministero dei Beni Culturali che ha imposto il vincolo sul bacino di San Marco e sul canale della Giudecca per allontanare le navi, dunque fuori. Per questo, l'altro giorno, l'unica partecipante al gruppo di lavoro interistituzionale con Capitaneria, Autorità Portuale e Provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto non ha approvato il testo dell'ordinanza è stata la sovrintendente, che si riserva di riportare, precisa, la presente agli organi centrali del Ministero dei Beni Culturali che stanno seguendo la questione sotto i diversi profili di competenza. L'ordinanza mette ulteriori paletti alla navigazione. La motivazione è proprio l'incidente avvenuto alla Giudecca. La novità più rilevante riguarda i rimorchiatori. Con le nuove misure solo le navi di stazza inferiore alle 40.000 tonnellate potranno essere trainate in porto da 2 rimorchiatori, uno a poppa, uno a prua. Fino a ieri ne bastava uno. Ridotti anche i limiti di velocità. Dalle bocche di porto a Sant'Andrea si manterranno gli 8 nodi, poi l'andatura dovrà procedere a 5 e non più a 6 fino all'ormeggio. La cronaca adesso, ricorderete quanto accaduto lo scorso 13 marzo a Noventa Vicentina quando una donna venne trascinata, investita e uccisa dall'auto dei rapinatori in fuga poco dopo il colpo ad un bancomat. Ebbene, a distanza di 3 mesi i carabinieri di Vicenza hanno individuato i 2 rapinatori, uno è in manette, il secondo ancora in fuga. Maurizio Boniconti, 45 anni, ed Enrico Pace, 29 anni, napoletani. Da oggi 2 uomini che hanno rapinato e ucciso Michaela Stoicesco, 50 anni, mentre prelevava dei soldi ad un postamat in centro a Noventa Vicentina, non sono più dei fantasmi. I 2 dovranno rispondere di omicidio, rapina aggravata e riciclaggio. Se Boniconti alla guida e l'investitore materiale, non da meno risulta il ruolo di Pace. Agli atti vi sono degli elementi per cui poter dire che aveva previsto l'ipotesi che appunto vi potesse essere un esito mortale per la vittima della rapina. Ecco in questi termini il concorso anomalo di questo altro soggetto. 3 mesi di indagini fitte da quel tragico pomeriggio del 13 marzo, quelle svolte dai carabinieri del nucleo operativo, setacciate ore di immagini di telecamere di videosorveglianza e tracce telefoniche. Oltre 5 milioni di tracce telefoniche per capire a chi potesse
per risalire poi alle persone che effettivamente avevano perpetrato la rapina e l'omicidio. E poi quell'auto della fuga, la Panda con targa clonata, partita da Napoli per poi farvi ritorno via autostrada, ma senza fermarsi a pagare. Fatale per i 2 ritrovamenti di un'impronta digitale, anche se parziale, sullo scontrino autostradale, anche questi passati al setaccio uno ad uno. Tutti elementi che hanno portato i militari di Vicenza a Napoli, dove hanno effettuato il blitz che ha consentito l'arresto di Buoniconti, mentre Pace è riuscito a sfuggire per il momento alle manette. Indagato anche un terzo uomo, un 37enne residente a Mantova ma originario di Napoli, accusato di aver fornito ai 2 supporto logistico. Rapinatori, trasfertisti del crimine che avevano probabilmente pedinato la propria vittima, la sua Mercedes, sapendone le abitudini, quella di prelevare per conto della ditta per cui lavorava del denaro contante per poi acquistare dei pallet. Quel tragico mercoledì zia e nipote erano in auto, il postamat di Noventa Vicentina era l'ennesima tappa quando tutto è finito in tragedia, il vano tentativo di fermare i rapinatori che non hanno esitato ad uccidere. Odioso dal punto di vista umano l'indifferenza verso il bene, vita, salute della vittima della rapina, che ha portato quindi all'omicidio. Maxi operazione antidroga dei carabinieri sul litorale iesolano, arresti, espulsioni e sequestri. Arriva il plauso del sindaco Zogge e del presidente del Veneto Zaia. L'approvvigionamento veniva svolto tramite dei corrieri, quindi i galoppini di questa banda, e tendenzialmente abbiamo riscontrato che le principali fonti derivavano da Mestre. Soprattutto da Via Piave, dove i pusher stanno in particolare d'inverno per poi passare a Jesolo nei mesi più caldi, piazza Milano, piazza Mazzini, centro di acquisti di cocaina per i clienti del Basso Piave. I carabinieri di San Donà di Piave hanno dato il via all'indagine 2 anni fa dopo la temporanea chiusura del bar Eldorado per motivi di sicurezza, da qui il nome dell'operazione. Questa indagine riguarda un periodo che riguarda il biennio 2017-2018 e soprattutto siamo riusciti con un'attività investigativa di tipo tradizionale, quindi controlli e pedinamenti, a smantellare una banda dedita al traffico di cocaina di etnia nordafricana, in particolare tunisina. Contestualmente abbiamo proceduto anche all'intraccio per la successiva espulsione di 5 extracomunitari, sempre di etnia africana, che erano di fatto dei veri e propri pusher che spaziavano nelle piazze principali di Jesolo. Arrestati 10 tunisini e un italiano. 3 sono in carcere, a 3 è stato imposto il divieto di dimora nei comuni del litorale, quindi Jesolo, Capallino ed Eraclea. Gli altri 5 invece restano indagati a piede libero per concorso nello spaccio di stupefacenti. Ulteriori 5 soggetti invece, sempre ritenuti dei veri e propri pusher, quindi spacciatori, ma non collegati a questo filone di tunisini, sono stati rintracciati questa notte, identificati e pronti per essere espulsi dal territorio nazionale. I pusher, per evitare l'arresto, avevano sempre poca droga con sé. Il resto era nascosta tra gli ombrelloni, sotto le barche o tra le piante. Cambiavano spesso le utenze telefoniche e si scambiavano le foto dei militari per poterli riconoscere e quindi evitare. Una cessione di circa 6.000 cessioni di sostanze stupefacenti a giovani del luogo, oltre che turisti. Tant'è vero che nel corso degli ultimi mesi 50 sono stati esclussi in qualità di testimoni e segnalati alla prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti. Torniamo a parlare della sentenza nel tardo pomeriggio di ieri della Corte d'Appello di Venezia, che ha confermato quella di primo grado per tentato omicidio nei confronti del macellaio di Legnaro, che nell'estate del 2013 sparò al ladro che aveva appena rubato in casa. Te lo aspettavi? Che cosa hai pensato in tutte queste ore? Sicuramente non me l'aspettavo e penso sia una cosa a dir poco vergognosa. Basta. 4 anni e 11 mesi di carcere per tentato omicidio. La Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado per Walter Onichini, il commerciante di Legnaro che la notte tra il 21 e il 22 luglio 2013 sparò al ladro che stava scappando a bordo della sua auto. Noi eravamo convinti che ci fossero tutti gli elementi per ritenere non colpevole il signor Onichini, anche alla luce della precedente formulazione della legittima difesa, anche sotto l'aspetto putativo. Vediamo che cosa scrivono. Adesso è difficile fare un commento, c'è la delusione per una decisione che ha in pieno confermato la sentenza di primo grado.
che abbiamo giudicato, ma non solo io della difesa, anche la Procura Generale, non corretta. Fin qui l'avvocato difensore di Onichini, ma persino il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia, Giancarlo Buonocore, aveva chiesto la riqualificazione del reato contestato da tentato omicidio a lesioni colpose per eccesso di legittima difesa, reato perseguibile solo su querela di parte, che non era stata presentata. È del tutto fisiologico che si possa dissentire dall'opinione del procuratore generale, vi è più una materia così delicata, così in parte anche oggetto di innovazione legislativa recente. Non è esattamente quello che aveva chiesto lei. No, ma ripeto, io sono una parte processuale, il ruolo centrale è quello della Corte, che non a caso con una Camera di Consiglio molto prolungata e presumo articolata, ma questo ovviamente non siamo in grado di dirlo, se non in via presuntiva, ha ritenuto del tutto coerente l'impostazione accusatoria della Corte, e lì proprio per quello. La storia giudiziaria di questo caso non è ancora finita. Certamente posso già anticipare che sono orientato a impugnare questa sentenza, e l'imputato mi ha già detto che vuole andare avanti. Una sentenza che ovviamente ha scatenato le reazioni politiche. Non ho parole, l'unica cosa che voglio dire a Onichini è di non mollare e di continuare a combattere, perché la difesa a casa tua, a casa mia, è sempre legittima. L'assessore regionale della Lega, Roberto Marcato, sceglie un messaggio su Facebook per esprimere tutta la sua solidarietà a Walter Onichini, il macellaio di Legnaro, condannato in appello a quasi 5 anni di carcere per aver sparato e ferito un ladro mentre stava scappando dopo aver rubato nella sua abitazione. Pochi minuti dopo la sentenza, anche i parlamentari veneti della Lega sono intervenuti sul caso Onichini con una nota congiunta. Non possiamo che commentare negativamente la conferma della condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia, che accusa Onichini di tentato omicidio, una sentenza incomprensibile che minerà ancor di più la fiducia dei cittadini nei confronti della giustizia italiana. Le leggi, descrive il Parlamento, andrebbero semplicemente applicate. Per la Lega il diritto alla difesa proprio e della propria famiglia è un diritto imprescindibile. A lui e a tutti i suoi parenti va la nostra vicinanza e totale solidarietà, scrivono i deputati e i senatori veneti della Lega. Durissima la presa di posizione del sindaco sceriffo di Albettone, Gio Formaggio, che chiede una medaglia per Onichini. Formaggio definisce la condanna come una sentenza politica. Una persona come Walter merita una medaglia e le scuse da parte dello Stato, che non è riuscito a fermare un delinquente, dice il sindaco. 4 persone sono rimaste ferite e una in modo grave per sindrome da annegamento in un incidente nautico nella laguna di Venezia. Secondo le prime informazioni, la barca si sarebbe rovesciata da sola all'altezza della bocca di porto di Malamocco, facendo finire in acqua gli occupanti, che sono stati inizialmente soccorsi da un'altra barca e poi presi in cura dai sanitari del SUEM. In corso le indagini per accertare le cause dell'incidente. Una volta ripreso si potrebbe tentare di completare il suo folle disegno omicidiario, è quanto ha scritto il giudice per le indagini preliminari di Treviso nell'ordinanza di arresto del 22enne coinvolto nell'incidente stradale a Povegliano in cui ha perso la vita una donna di 62 anni. Un fatto allucinante, ma le dichiarazioni della giovane trevigiana coinvolta nell'incidente stradale di Povegliano pesano come pietre, secondo il giudice per le indagini preliminari, e non sono stati rilevati sulla strada segni di frenata o di sbandamento per un guasto meccanico o per una perdita involontaria del controllo dell'automobile. Si esprime in questi termini l'ordinanza del Tribunale di Treviso, che ha disposto l'arresto per il 22enne al volante dell'auto, che sabato notte si è scontrata con quella in cui viaggiava assieme al marito, ricoverato con fratture multiple, una 62enne morta sul colpo. Riesce difficile, si legge nell'ordinanza, pensare ad una criminale follia spinta fino al punto da non esitare ad investire scientemente un'altra auto con a bordo persone innocenti per commettere suicidio e per uccidere la persona accanto a sé. Una ricostruzione dei fatti contestata dall'avvocato del ragazzo. Si poteva pensare dalla descrizione di un frontale volontario nella corsia avvenuta nella corsia dell'altra autovettura, dove purtroppo sedeva la signora deceduta,
Le macchine invece si sono scontrate negli angoli anteriori sinistri, cosa che lascerebbe propendere per un sinistro quasi ordinario e non automaticamente valutabile come volontario. Le accuse a carico del giovane ricoverato al Capponcello, dove sta per affrontare un'operazione chirurgica, sono omicidio volontario, tentato omicidio, stalking e violenza sessuale nei confronti della sua ragazza in un contesto di violenze e minacce. L'ordinanza è basata esclusivamente, direi anche quasi inevitabilmente, solo sulle dichiarazioni della ragazza e quindi direi che il giudice, il GIP, non ha potuto far altro che prendere cognizione di questo e fare una valutazione. Ritengo però necessario che vengano verificati tanti altri aspetti, soprattutto di natura tecnica. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'arresto scrivendo anche di grave pericolosità dell'indagato che una volta ripresosi dalle lesioni subite potrebbe tentare di completare, si legge, il suo folle disegno omicidiario. Lunedì l'interrogatorio in ospedale. Conto alla rovescia per la prima fase di demolizione della frana che minaccia Schiucaz nel Bellunese. Domani infatti entrerà in azione l'esplosivo. L'ora X è fissata per le 15 di venerdì, quando sarà innescata la prima delle 40 microcariche esplosive installate in diversi punti dell'area di movimento franoso che da qualche settimana minaccia l'abitato di Schiucaz in comune di Pieve dal Pago, primo passo di un'operazione più ampia di messa in sicurezza della zona. Verrà fatto brillare la parte più compatta del corpo franoso in modo da sbriciolarla, frantumarla e appunto farla scendere a piccoli pezzi in modo da evitare possibilmente i danni alle abitazioni che stanno sotto. Il paese è stato evacuato già un mese fa e container con reti paramassi sono già stati posizionati a difesa degli edifici. Sarà fatto brillare quella parte appunto centrale, sono 1000-1500 metri cubi e dopodiché si interverrà in maniera meccanica con i macchinari, i mezzi d'opera per togliere il materiale che è sceso fino sulla sede stradale e poi nei giorni successivi si interverrà appunto sempre con mezzi meccanici per rimuovere anche la restante parte del corpo franoso. La prima parte, quella che elimina il pericolo per le abitazioni, è la più delicata dell'intera operazione, un'operazione che vedrà impegnati uomini di Veneto Strade, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine e che prevede anche l'uso di un drone e di 6 telecamere. Noi stimiamo in alcune settimane di rimuovere tutto il materiale del corpo franoso, sono 5-6 mila metri cubi di materiale. È già stato individuato il punto di stoccaggio, una volta rimosso il materiale in movimento sarà da riprofilare tutto il versante della collina e quindi ci vorrà un po' di tempo, ma è evidente che fin tanto che non viene rimosso la parte appunto che si sta muovendo è difficile fare una stima precisa dei tempi necessari per terminare il lavoro consolidando tutto il versante. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, a tra poco. Rieccoci in diretta, torniamo a parlare della tragedia di martedì con la morte di un sedicenne in un incidente mentre era in sella al suo motorino. Sono ancora scossi e increduli i compagni di nuoto di Manuel Paulon. Oggi si sono ritrovati nella piscina che il ragazzo frequentava per ricordarlo. A posto! Un lungo applauso e tanti palloncini colorati lasciati salire in cielo in contemporanea dai giovani nuotatori della Piave Nuoto per salutare Manuel Paulon, il giovane scomparso a 16 anni, vittima di un incidente col motorino mentre tornava a casa proprio da quella piscina. I bambini e i ragazzi che condividevano con lui la passione del nuoto lo hanno voluto ricordare proprio qui, nel luogo che Manuel amava e frequentava, formando una grande M, la lettera del nome dell'amico che hanno perso, inviando in cielo coi palloncini messaggi per Manuel, stringendosi ai genitori del loro amico, ai quali hanno letto un messaggio di vicinanza in un momento così drammatico. È stato uno shock per tutti, anche perché era veramente uno splendido ragazzo, lui tra l'altro era veramente innamorato del nuoto e della sua squadra, dei suoi compagni di squadra.
proprio aveva una passione notevole. Infatti voleva fare anche l'istruttore di nuoto e prima, e poi l'allenatore, quindi avrebbe voluto fare il corso istruttori a 18 anni appena è possibile, insomma, quindi il prossimo anno. Poco prima della tragedia aveva salutato qui i suoi compagni di nuoto e spedito un messaggio alla mamma scrivendo che stava tornando a casa. Abitava a Meolo, aveva preso la patente appena venerdì scorso. Fatale un'uscita di strada in una semicurva di via Roma, finita contro la spalletta in cemento di un ponticello sopra un canale irriguo. Mancavano solo 200 metri a casa. Una giovane vita spezzata troppo presto, un ragazzo d'oro che in tanti ricordano con affetto e stima. Il funerale si celebrerà sabato mattina alle 10 a Meolo. Voltiamo pagina, oggi oltre 40.000 fedeli sono giunti a Padova per celebrare Sant'Antonio, oggi è 13 giugno, la città affollata di pellegrini che proprio in questi minuti stanno dando vita alla processione per le vie del centro storico e allora ci colleghiamo in diretta da Padova con Federico Fusetti. Buonasera Federico. Buonasera alla Piazza del Santo, da dove è partita alle 18 la solenne processione in onore di Sant'Antonio, l'evento più atteso delle celebrazioni della Tredicina antoniana, ed è grande festa oggi a Padova. In Basilica, secondo le prime stime, sono transitati in queste ore oltre 40.000 pellegrini, circa 85.000 se li calcoliamo dall'inizio di giugno, migliaia e migliaia di fedeli che in questo momento stanno salutando la statua di Sant'Antonio, le reliquie portate in processione per le strade del centro di Padova. Questa processione è partita al termine della messa solenne che è stata celebrata alle 17 in Basilica ed è stata presieduta quest'anno dal nuovo ministro generale dei frati minori conventuali, ovvero Fra Carlos Alberto Trovarelli. La processione con tutti i cittadini che fanno un po' da ali di folla mentre scorre, vede in testa il gonfalone dell'Arciconfraternita del Santo, seguita dagli scout, ma sono oltre 72 in totale i gruppi e le bande che accompagnano i frati del Santo, con il rettore, padre Oliviero Svanera, che sfilano circa a metà corteo insieme alle reliquie. Alla processione stanno partecipando anche le autorità civili, militari, i gruppi di cattolici stranieri, ma sono tantissimi padovani, anche i residenti, che hanno appeso i tradizionali drappi rossi alle finestre per il santo. Insomma, una grande festa di fede e di popolo per Antonio Taumaturgo e Santo dei Miracoli. Per il momento dalla Piazza del Santo è tutta, voi la linea. Grazie a Federico Fusetti. E allora sentiamo le tante storie di fede e devozione che si incrociano a Padova in questi giorni. Alba per visitare la tomba di Sant'Antonio, pellegrini arrivati da tutto il mondo e come ogni anno tanta devozione e fede. La festa del santo è questa, blindata per garantire sicurezza, ma con una presenza delle forze dell'ordine discreta per non creare allarme, e poi con tanti bambini, con le 11 messe previste durante la giornata, con i 100.000 fedeli attesi fino alla processione, l'atto solenne e conclusivo, una festa con tanti volti e tante storie. Croazia. Cosa si chiede a Sant'Antonio? È la mia prima volta qui da sacerdote, il mio santo preferito, ho imparato molto da lui, ora sono qui a chiedergli di aiutarmi a essere un buon prete e offrire a lui e a Dio la mia fede. Io sono libanese, vieni dal Canada e chiedo la pace per il mondo ogni giorno, anche per l'Italia. Da dove venite? Da Brescia. E cosa si chiede a Sant'Antonio? Ma si chiede di far star bene che è meno fortunato, poco ma sicuro, e poi chiediamo una benedizione per il nostro bimbo. L'avete già fatta entrare in chiesa? Siete già entrati? Sì, siamo già entrati, molto bella, io ci sono già venuto anni fa, adesso abbiamo portato lui, dai, per farsi il suo giretto, 20 giorni di nascita. Cosa state vendendo? È il pane benedetto di Sant'Antonio, che risale a un'antica tradizione per un miracolo fatto dal santo. È tutto, vi ricordo l'appuntamento con 20:10 in studio Davide Bortolato, neosindaco di Mogliano Veneto. Adesso previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Le nostre regioni godono di un tempo asciutto e di un clima anche piuttosto caldo grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma vediamo il dettaglio di venerdì 14 giugno. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato dappertutto, non sono attese piogge, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, specie sui settori montuosi.
Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime comprese invece tra 25 e 29 gradi. E sarà una splendida giornata di sole anche sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi un po' su tutti i settori, come ci mostra la nostra grafica. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime comprese tra i 26 e i 30 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà soleggiato ovunque, sempre grazie alla presenza dell'alta pressione. Non sono attese piogge, il cielo sarà sereno o al massimo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime sui 34 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.